TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. In adesione all'appello per la liberazione di Alberto Trentini, Ca' Foscari ha esposto sul Canal Grande lo striscione Alberto Trentini libero. L'iniziativa nel corso della 3 giorni dal titolo Immigrazione italiana nel Sud America, un bilancio storiografico e nuove prospettive di ricerca, in corso di svolgimento nell'Ateneo veneziano. In apertura del convegno si è tenuto un momento dedicato proprio ad Alberto Trentini, il cafoscarino detenuto da oltre un anno in Venezuela. Per l'occasione era presente in video collegamento Beppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, dall'inizio di questa vicenda al fianco della famiglia Trentini. Cambiamo argomento. Nel pomeriggio del 4 dicembre a Mestre i carabinieri hanno eseguito un ordine di esecuzione per l'espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare sostitutiva, emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Treviso nei confronti di un 61enne italiano. Il predetto dovrà scontare una pena detentiva di 1 anno, 9 mesi e 11 giorni, poiché riconosciuto colpevole di rapina aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere, commessi a Mogliano Veneto nell'anno 2023. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato portato nella propria abitazione per l'espiazione della pena, così come disposto dall'autorità giudiziaria. FPCGL, Fit Cisl, Wiltrasport e Fiadel hanno proclamato per domani, mercoledì 10 dicembre, uno sciopero del settore igiene ambientale. Di conseguenza quel giorno potrebbero non essere assicurati alcuni servizi, ad esempio la raccolta dei rifiuti, anche differenziata, e rimanere chiusi i call center, i centri di raccolta e gli ecomobili. Durante lo sciopero saranno comunque garantite le prestazioni minime stabilite dalla legge, che nel caso dell'igiene ambientale riguardano soggetti speciali come ospedali e grandi comunità, non esercizi commerciali, industriali e utenze domestiche. I servizi riprenderanno regolarmente non appena terminato lo sciopero. Veritas invita la cittadinanza a limitare per quanto possibile il conferimento dei rifiuti nel giorno dello sciopero e naturalmente a non abbandonare rifiuti. Ultima pagina. Al via la consegna delle piante nell'ambito dell'iniziativa Alberi in Pianura. La distribuzione verrà fatta mercoledì 17 e venerdì 19 dicembre dalle ore 8 alle ore 12 presso CVL in zona industriale 38B Borgo San Giovanni a Chioggia, vicino alla concessionaria auto. In caso di impossibilità a presentarsi personalmente, è possibile delegare al ritiro un proprio incaricato. Per informazioni il numero da contattare è lo 041 5534 900, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, ad eccezione dei giorni di consegna delle piantine. I cittadini che a suo tempo ne hanno già fatto richiesta sono già stati contattati dagli uffici comunali che si sono occupati di gestire l'iniziativa promossa dalla Regione Veneto e coordinata da Veneto Agricoltura. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.